Ci troviamo in Sicilia, nella parte sud-occidentale, di fronte al Mar Mediterraneo. E noi qui coltiviamo 6.000 ettari vitati, di cui 1.000 ettari in bio e 36 cultivar. I nostri vigneti si trovano su 5 tipologie di suoli diversi. Si trovano in varie altimetrie, in varie esposizioni. Abbiamo le brezze marine, il vento di scirocco, il vento di tramontana. Abbiamo 7 mesi di sole continuo. Il nostro territorio è meraviglioso perché è ricco di biodiversità. Tutti questi microterroir riescono a produrre dei vini diversi, ma che rispecchiano la tipicità e l'originalità del nostro territorio. I nostri vini affinano generalmente in acciaio per mantenere l'integrità del territorio e del vitigno da cui provengono. Parte dei nostri cru invece affinano in legno per dare più complessità al vino. Produciamo circa 20 milioni di bottiglie, ma sappiamo lavorare anche in maniera artigianale. Distribuiamo i nostri vini in 45 paesi del mondo e 3 sono i nostri marchi globali. 7 Soli, dedicata alla grande distribuzione a livello internazionale. Inicon, un premium range solo per l'off-trade, quindi sempre per la grande distribuzione, progetto concepito solo per l'estero. E poi c'è la nostra produzione di linea sartoriale, Mandra Rossa, dedicata solo alla ristorazione, enoteca, wine bar nel mondo. Siamo sostenibili a 360 gradi, non solo perché ogni giorno lavoriamo rispettando l'ambiente, ma anche perché al centro c'è sempre la persona. Io sono uno dei tanti soci e ne sono fiero, perché per me Cantine Sette Soli è come una famiglia. La nostra è una sostenibilità ambientale, ma anche socio-economica. Il 75% delle 5.000 famiglie che vivono in tutto il distretto delle Terre Sicane è coinvolto a vario titolo nella nostra attività. Ecco perché noi sosteniamo anche l'economia di questo territorio, abbiamo una responsabilità sociale da questo punto di vista molto importante. Questa è Cantine Sette Soli. Sostenibilità. Comunità Sicilia.